benvenuti al Trullo, la prima partita in programma stasera per la 10ª giornata della Serie A2 della Lega Calcio 8. Vede di fronte Finnegan Irish Pub e Roma Internazionale. Il Finnegan sale con questa palla scodellata in avanti, il controllo, la palla dentro, rimane lì, incredibile Papera e Sekou non si fa fregare, l'appoggia dentro, subito il vantaggio del Finnegan Irish Pub, siamo 1-0. Finnegan che attacca, Corona, passa Sekou che prova, palo di Sekou. Roma Internazionale in difficoltà, il lancio lungo dentro, controllato, la palla rimane lì e Sekou la mette dentro, la sua doppietta, il 2-0 del Finnegan Irish Pub. Roma Internazionale in bambola in difesa. Roma Internazionale che abbozza una reazione, Obargui in possesso di palla, il sinistro e Antonioli è beffato, imperfetto il suo intervento, l'1-2 della Roma Internazionale firmato da Obargui che accorcia le distanze. Fallo laterale per la Roma Internazionale battuto a beneficio di Obargui che protegge la palla, si gira e fa 2-2 di destro, gran protezione palla, bel tiro, gran potenza di Obargui, il numero 9 rimette in partita i suoi, 2-2. Roma Internazionale rinfrancata dal pareggio, sale ancora con Obargui, palo sul suo destro. Possesso palla per il Finnegan, malamente perso Palmisano, il tiro è deviato ed è il 3-2, rimonta subito nel primo tempo, da 2-0 a 2-3, ha segnato Palmisano, deviazione di Di Carlo. Ha pareggiato intanto il Finnegan, siamo 3-3 quando sale Moretti, palla sul sinistro, deviato anche stavolta, è il gol del 3-4, segna Moretti, riporta in vantaggio i suoi dopo il pareggio del Finnegan, il numero 2. Roma Internazionale ancora con carattere in avanti, il solito Obargui alla ricerca della tripletta, il destro e trova la tripletta. Obargui vince il suo duello personale con Sekou, per adesso è 5-3 per la Roma Internazionale. Quevi sale, palla al piede, tenta un paio di dribbling, tira e batte Antonioli, 6-3, la chiude la Roma Internazionale sulla grande percussione personale di Quevi. Palla alta che scende per Sekou che ha un'ultima occasione ma tira alto, il portiere si appresta al rinvio ma arriva il triplice fischio del direttore di gara che consegna la vittoria in rimonta alla Roma Internazionale per 6-3 in questa sentitissima partita contro il Finnegan Irish Pub.